Buongiorno da Loreo, oggi siamo qua davanti a questa straordinaria chiesa. Perché? Perché vogliamo chiedere un po' alle persone cosa ne pensano di questi vaccini eterologi, nel senso che facciamo il vaccino AstraZeneca, oppure abbiamo fatto già la prima dose, la seconda si può scegliere di farla ancora AstraZeneca o cambiare appunto vaccino e capire la gente se tra l'altro ha capito tutto questo o se c'è stata una grande confusione dai nostri organi preposti. Andiamo. Allora, siete vaccinati? Tutti? Tutti. Con AstraZeneca, con qualcosa? AstraZeneca, Pfizer. Pfizer, quella roba da ricchi. Pfizer. Ma qualcuno ha fatto già tutte e due? Tutte e due? Dopo domani fate la seconda. Con Pfizer. E tu sei a posto. E tu con AstraZeneca devi fare la seconda? 26 luglio. La domanda è questa: farai l'enterologa? L'eterologa? Cioè, nel senso, farai con un Pfizer, con quello che ti danno? No. Vuoi fare ancora AstraZeneca, fedele nei secoli? Esatto. Ma secondo voi, adesso ve lo chiedo che voi siete dei senatori, quanta confusione ha fatto il governo con questi vaccini? Di più? Io. Sì. L'ha fatto di sua parte. Allora, vaccinato? Sì signore, Con che cosa? AstraZeneca. Tutte e due? No, ho fatto, mo fra qualche giorno faccio la seconda. E fai l'eterologa o richiedi no. ancora AstraZeneca? È andata bene la prima, fammi pure la seconda. Ma secondo te un po' di confusione c'è stata? C'è stata, però io faccio apposta per quello, non voglio sbagliare, faccio la prima. Una domanda polemica. Secondo te è stata in malafede? C'è stata una guerra No, una guerra tra Big Pharma, come qualcuno dice? Può darsi. Sì, potrebbe essere, però È così. è così. Pfizer e venerdì faccio la seconda dose. Beh, Pfizer, allora, paragonavano Pfizer a un millesimato e AstraZeneca al tavernello, è vero? Così dicono i grandi capi. È vero? Tavernello. Comunque il mio pensiero è che tutti questi biologi, quando che finirà questa grande epidemia qua, e tutta gente disoccupata, io non so cosa chi farà dopo. Ah, i vari virologi, eccetera. Piantori, sì. Vabbè. Allora, esatto, qualcuno ha detto che tavernello è anche forse peggio l'AstraZeneca. Tu che devi fare ancora la seconda, io ti rovina. Vaccinati? Noi ancora, Nessuno dei due? prossimo mese. E se ti dicono di fare l'AstraZeneca, la fai? No. Aspetta che sento la signora subito, una secca. A parte che mia gode Quindi a te fanno quello da ricchi, fanno il Pfizer o Moderna. Allora, l'unico che ha fatto è la Moderna. Allora se il Pfizer è un millesimato, la Moderna è uno champagne. Cioè, lei non è un privilegiato, lei è un ricco. Super. Io non faccio niente. Ah, non fa il vaccino, è contraria? Sì, contraria perché non ci credo a questi vaccini. Vabbè, naturalmente ogni punto di vista è... Però sono vaccinata per la broncopolmonite, per la meningite e faccio tutti gli anni l'antinfluenzale. Ma questo assolutamente no. Assolutamente no. Vaccinati? No, per il momento no. Proprio neanche il primo, neanche il secondo, proprio neanche un tipo di vaccino. No, Ah, il primo l'hai fatto? lui è più bravo. Cosa hai fatto? Pfizer. Io ci sto pensando. E se ti dicessero c'è solo AstraZeneca, la faresti? Sì, Sì. senza patologie sì, perché no? E se ti fanno prima AstraZeneca e poi te ne fanno un'altra, l'eterologa, ci staresti? So, O sta facendo una fumarmi no, confusione generale o sbaglio? mi sa di sì. Poi sì.